Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Regione ha partecipato al convegno sul lavoro organizzato dalla UIL Liguria. Nel terzo trimestre 2025 il tasso di occupazione è cresciuto dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il numero degli occupati è salito del 3,4%, mentre la percentuale di giovani che non studiano e non lavorano dal 2020 al 2024 si è quasi dimezzata. La Liguria racconta le sue eccellenze alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, presentati i risultati di Liguria 2025, Regione Europea dello Sport, con un impatto economico che supera i 110 milioni di euro e il progetto Liguria degli Anelli, con 400 km di percorsi che attraversano tutta la regione. Il nuovo ospedale Felettino della Spezia prende forma, il cantiere procede con interventi strutturali ormai ben visibili su tutto il perimetro e si lavora a pieno ritmo alla realizzazione di un'opera strategica per rafforzare la sanità ligure. Dalla Regione arriva il parere favorevole alla valutazione ambientale strategica per il progetto del Waterfront di Ventimiglia, un passo avanti per la realizzazione di un'opera che porterà lavoro, turismo e sviluppo economico al territorio ponentino. Regione Liguria presenta alle imprese le opportunità di misura Stati Uniti, lo strumento nazionale da oltre 300 milioni per sostenere le attività economiche italiane negli USA. Il seminario si terrà in modalità online martedì 17 febbraio alle ore 14. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.